Allora, ripartendo da voi, stavolta partiamo da Limina, poi andiamo a Pozzoleone. Quali istanze di Renzi vi hanno colto particolarmente favorevolmente e ci auspicate, e quali altri aspetti poi è bene invece che vadano rivisti perché sono preoccupanti, mettono in discussione la democrazia del Sì, comune stesso? parlavamo appunto adesso nell'intervallo della riduzione dell'organo amministrativo dell'ente locale, no? Queste nuove disposizioni che riducono per esempio noi come comune di Limena, No, raccontiamolo bene perché i nostri telespettatori non lo sanno, magari ecco, sono cose di cui siete vengono informati. ridotti rispetto alle precedenti amministrazioni o alle amministrazioni attualmente in carica, vengono ridotti il numero dei consiglieri e il numero degli assessori. Credo che questo non faccia parte di una riduzione del costo della politica nel modo più assoluto, se teniamo conto che un consigliere guadagna 150 euro, 130 euro all'anno. No. Deve partecipare a N. Esatto. Sì. Ecco, noi per esempio da 15 componenti dell'amministrazione, cioè 6 assessori, cioè 10, scusate, sto dando i numeri, 6 assessori e 5 consiglieri, 11 più il sindaco, andiamo a finire a 7. 3 assessori sarà il prossimo mandato, 3 assessori cioè avete 4 assessori più 3 consiglieri. 7. totali. 7. Le minoranze da 5 passano a 3. Ma la riduzione dei costi dove sta? Allora, se loro avessero detto, voi avete speso oggi 100, Dovete rientrare. dall'anno prossimo massimo potete spendere 80, 70, decidano loro quello. Però vi lasciamo la possibilità di decidere voi quanti assessori, quanti consiglieri, quanti... Perché ogni comune, fra l'altro, ha le sue criticità, non tutti i comuni hanno le stesse necessità. Quindi ti dico, io comune di Limena, 8.000 abitanti come il comune di Fontaniva, però non è detto che le mie criticità siano le stesse di quelle di Fontaniva. Noi abbiamo una zona industriale, per esempio, importantissima, Infatti, esatto. che richiede un impegno notevole da parte dell'amministrazione. Vuol dire che non riusciamo a portare a compimento diciamo, tutte quelle iniziative, tutte quelle deleghe che attualmente sono in capo agli altri assessori e agli altri consiglieri. Ci sarà sicuramente un maggior coinvolgimento da parte ai consiglieri, però il consigliere non ha il potere dell'assessore, non ha le facoltà dell'assessore. Quindi minori possibilità di intervento in modo il sindaco dovrà accollarsi tutto l'onere, cioè il sindaco dovrà lavorare 12 ore al giorno, dovrà essere a tempo pieno veramente per fare il sindaco. C'è un altro messaggio che diceva che altro che solo carta igienica, ci sono i genitori che devono fare la colletta per comprare altre cose necessarie per mettere a posto le scuole. Infatti sappiamo che alcuni li hanno pitturate, rinfrescate con i soldi durante le vacanze dei genitori. Sicuramente, prima parlavo delle 2 scuole materne che sono paritarie, lì sì, il comitato genitori danno i colori alle stanze, fanno tutti quei lavori di minuteria che se no non riuscirebbero a stare in piedi. Questo è sicuramente vero, insomma. Per quanto riguarda il discorso della rappresentanza politica, giusto per fare un esempio pratico, il mio comune, adesso siamo in 13 tra maggioranza e minoranza, passeremo a 7 tra maggioranza e minoranza, quindi 2 di minoranza e 5 di maggioranza, con 2 soli assessori. Credo che sia difficile da gestire un comune anche se la maggior parte degli incarichi in questo caso dovrà, come diceva il collega, assorbire il sindaco, ma il sindaco di un comune piccolo, vedi il sottoscritto, non fa il sindaco a tempo pieno. Certo. Non fa il sindaco a tempo pieno, quindi diventa veramente difficile in prospettiva riuscire ad amministrare in queste condizioni, e non è che si tagliano i costi della politica tagliando appunto i consiglieri comunali dei comuni. Giusto per parlare dei grandi numeri, quando si parla della spesa pubblica 800 e rotti miliardi, nemmeno il 20% di questa spesa è rappresentata dalle spese degli enti locali, però sono gli unici che in questi anni di spending review, o gli unici, o quelli che perlomeno hanno subito i tagli più consistenti,
e noi siamo coloro che poi sono a contatto diretto con la gente, noi dobbiamo dare le risposte alla gente, quindi se si voglia veramente ridurre la spesa pubblica, che credo che sia giusto, bisogna partire dalla testa, Sì. quindi dai ministeri, insomma. Infatti, e questo è sempre l'eterno problema, tutti sono a conoscenza che però sembrano essere veramente sordi e ciechi al riguardo. Cosa ne dice? Ma dico che mi trovo pienamente d'accordo, anche noi siamo nella stessa situazione di Limina e quindi si passa da 17 a 10 complessivamente in Consiglio Comunale. Ecco, si parla della spesa dei consiglieri, per quanto riguarda Fontaniva si tratta di circa 60-70 euro all'anno, quindi neanche la somma necessaria a coprire i costi di assicurazione che comunque il consigliere deve avere e l'assessore a maggior ragione. Per quanto riguarda gli assessori, ecco, a Fontaniva andiamo dai 300 ai 400 euro, quindi non sono cifre, enormi. E sicuramente il problema è la rappresentatività, è la molteplicità di deleghe appunto da gestire come prima nei precedenti mandati, perché comunque le attività sono le medesime, il periodo è anche più difficile e quindi credo sia necessaria una maggior presenza sul territorio, non una diminuzione, quindi una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità. Quindi il fatto di ridurre ecco, le figure in Consiglio Comunale, che sono appunto i primi recettori dei bisogni del Paese, che può avere appunto realtà diverse, problematiche diverse. Sì, questo è aberrante, io mi sento di appoggiare sicuramente quello che è stato detto in precedenza. Siamo disposti anche, ad accettare un limite entro il quale, queste spese devono rimanere. Questo limite però ce lo dobbiamo imporre tutti, cioè i comuni, le province, le regioni e anche lo Stato, e quindi credo che a partire dalla scala gerarchica, dal livello più alto, ecco, l'esempio dovrebbe venire prima di tutto da loro e poi passare anche agli altri. Noi sicuramente siamo disposti a fare la nostra parte, come abbiamo già detto. Assolutamente. Ritornando al tema delle scuole, perché poi è un po' il tema caldo, però visto che è molto sentito anche dai nostri telespettatori, quali altri importanti interventi sono in prospettiva indifferibili, che riguardano i più giovani? Guardi, Di vostra competenza, perché poi... Noi sappiamo che, per esempio, abbiamo tantissime scuole che non sono a norma per quanto riguarda l'accesso ai disabili. Credo questo che è un altro enorme oltre il 90% delle scuole hanno problemi legati all'accessibilità ai disabili. Addirittura nelle aule non c'è spazio per una carrozzina dei disabili in tante aule. Questa è la realtà, purtroppo. Però il tema principale, abbiamo visto poi quando ci sono stati i famosi terremoti dell'Aquila, nell'Emilia, eccetera, la criticità più elevata credo sia la verifica statica degli edifici. Noi dobbiamo dare la massima sicurezza ai nostri ragazzi quando entrano nelle nostre scuole e dovremo essere in grado di assolvere a queste problematiche avendo la disponibilità del denaro, sì, ma anche la libertà di essere non vincolati dal patto di stabilità. Perché come dicevo prima, se il governo ci dovesse stanziare i fondi per mettere a norma la nostra scuola e non ci svincola questi fondi dal patto di stabilità, noi non riusciremo comunque a fare i lavori che dobbiamo fare. Perché? Perché dovremo spendere nell'arco dell'anno quei soldi che il governo ci stanzia. È impossibile. Perché i lavori non c'è non è, capito? Assolutamente. C'è chi ci ha fatto un'osservazione tempo fa, ma se sono sempre meno i bambini che vanno a scuola. Sì, questo in linea di massima è anche vero. Vi dicevo prima però all'inizio che per quanto riguarda il nostro comune invece siamo in controtendenza. Anche noi. Noi da settembre abbiamo il maggior numero di presenze per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria. Ripeto, siamo un comune di 3.000 abitanti. E quindi abbiamo due sezioni che vanno dalla prima elementare alla terza media, ma dall'anno prossimo avremo 3 prime elementari, avremo 3 prime medie e 3 seconde medie. Mai successo, posso dire, quindi stranamente siamo in controtendenza. Quindi anche insegnanti, altro personale e questo è positivo perché chiaramente se la scuola ha anche una certa dimensione vi sono gli insegnanti di ruolo, vi è una programmazione dal punto di vista didattico sicuramente migliore, eccetera, eccetera. Questo è importante. Un attimo solo, le do subito la parola. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Nello Belluno. Da Belluno, sì, prego, dica. Sì, volevo intervenire su questa posizione per chiedere 2 cose riguardanti proprio alla scuola. Gli ispettorati del lavoro, che in teoria dovrebbero essere il massimo organo che controlla appunto
il problema delle barriere architettoniche, magari sia il sindaco del comune o che ne so, sì, all'assessore, e nonostante tutto poi troviamo prese di corrente con la norma, tutti questi problemi eccetera. Ma perché mettono la multa ai cantieri privati, che è una cosa giustissima, e non lo fanno nei confronti dello Stato? Questa è una domanda. E poi la seconda domanda è: ma perché abbiamo ancora tutti sti comuni? Si parla di tagliare le province e non si parla mai di tagliare i comuni. Ma vorrei chiedere, perché non si tagliano i comuni alla grande e si fanno comuni di 60, 100.000 abitanti, ma non comunetti con spesette, assessori, assessoretti da pagare, che è tutta una spesa. Certo, chiarissimo. Io Fusione dei capisco il comuni. campanilismo, ma mi pare troppo. Grazie comunque. Grazie molto del suo intervento. Rapidamente, che siamo in chiusura. Ma si andrà anche in questa direzione, vi è Già un obbligo di legge, tra l'altro per i comuni sotto i 5.000 abitanti, di andare in convenzione, in unione dei comuni, ed è un primo passo, probabilmente si arriverà lì. I controlli e le sanzioni per quel che riguarda, dice, le competenze. Ma la prima parte non l'avevo sentito, non ho capito neanch'io, sinceramente. Non ho capito. L'ispettorato del lavoro. Deve No, fare le verifiche nel privato e anche nel pubblico. Direi cose che non conosco approfonditamente. Quindi Ecco, magari ne parliamo in seguito con persone che sono sindaci, quindi magari comunque i controlli anche nei lavori devono essere fatti a norma, e quindi c'è l'ispettorato che verifica. Io mi sento dire una cosa su, non so se posso intervenire per quanto riguarda l'accorpamento dei comuni, è sicuramente una linea attraverso cui bisogna andare, verso cui bisogna andare. Non facciamo di tutto un'erba un fascio, se si è parlato di rappresentatività sul territorio, credo che i comuni prima di tutto siano i migliori esempi di attaccamento al proprio territorio, quindi io ecco, sicuramente ad andare in quella direzione e ottimizzare le spese e le risorse, facendo anche due conti. Comunque il personale resterebbe lo stesso, perché non è che si possono lasciare a casa perché si accorpa il comune, i dipendenti, e i servizi poi devono rimanere comunque i medesimi. Ecco, magari ragioniamo in un senso un po' più ampio, anche voglio dire approfondito, ecco, questa cosa. Se andiamo ad analizzare anche l'aspetto dei dipendenti, credo che siano pochi i comuni che hanno un surplus di personale per quanto riguarda quelli piccolini, sì. Sicuramente no, ma se andiamo ad esempio il comune di credo. però se andiamo ai comuni più grandi come Padova ne ha tantini, Sì, attenzione, sì, che certo. quindi Ok, si ecco, abbonda. per I comuni più piccoli ovviamente sono già ridotti alla Ma loro allo non stesso. sempre il grande è bello e funziona. Esatto. Quindi Allora hanno parleremo solo- anche di questo, perché è un altro tema molto importante, accorpamento di comuni, quindi avremo un altro appuntamento di approfondimento. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi auguro un buon grazie a voi, lavoro grazie a voi. H24, speriamo di no, e voglio ricordare ai telespettatori che in virtù del palinsesto che è stato rinnovato, avete già visto, c'è un programma in diretta prima della mia trasmissione, poi alle 19:15 inizia la programmazione serale, seguiranno naturalmente i telegiornali, gli aggiornamenti, poi questa sera abbiamo la nostra diretta con gli ospiti in studio, tanto pubblico, potrete anche voi partecipare, e naturalmente voglio ricordarvi che a partire da domani, avete già visto dei promo, la trasmissione TV7 con voi c'è sempre, per inizia alle 13, dalle 13 alle 13:50, così consente a tutti, anche coloro che ci dicevano non facciamo mai a tempo arrivare a casa per vedere, la prendiamo a metà, la potete vedere tranquillamente stando comodamente seduti a tavola. Quindi da domani parte la nostra trasmissione alle ore 13 sino alle 13:50, preceduta da una diretta sui pensionati, e questa sera programmazione dalle ore 19:15. Insomma, sempre più trasmissioni per tenervi informati su tanti temi d'attualità, sempre con la possibilità da parte vostra di intervenire. Grazie ancora, arrivederci. Grazie, Grazie a voi, arrivederci. arrivederci. Arrivederci.